Siamo arrivati alla sesta edizione delle giornate della Fondazione Empedocle. Sì, quest'anno alla sesta edizione le giornate della Fondazione Empedocle hanno scelto un tema, etica e politica, particolarmente stimolante per la formazione dei ragazzi, ma anche per promuovere un dibattito culturale nella città, posto che lo scopo delle giornate della Fondazione è appunto quello di sensibilizzare la città, sensibilizzare gli studenti su riflessioni che, pur partendo da elementi, da momenti importanti degli studi classici, che quindi riguardano il mondo antico, riguardano la storia del pensiero, riguardano la filosofia, riguardano le discipline nel loro complesso, poi vengono in realtà approfonditi e rivisti, dibattuti in una molteplicità di situazioni, di occasioni, di convegni che noi rivolgiamo appunto alla città. Quindi la nostra scelta di celebrare i convegni nei luoghi d'arte più belli della nostra Agrigento risponde proprio a questa esigenza, un'esigenza di apertura al territorio. La scelta del tema è avvenuta qualche mese fa, in un momento in cui non si poteva certamente prevedere che dovesse avere anche una dimensione di tale attualità. Ecco, tra i relatori figure di spicco nelle varie discipline. Sì, anche perché nelle diverse sessioni abbiamo cercato di non trascurare né l'aspetto scientifico né quello giuridico né tantomeno quello storico-umanistico, e quindi dalla presenza di un magistrato come il dottor Ottavio Sferlazza a quella di un giornalista, Nuccio Dispenza, ma abbiamo ancora la presenza di un teologo, Don Vincenzo Lombino. Cos'è la regola d'oro per la costruzione della polis? La regola d'oro è un principio etico universalmente conosciuto, presente in tutte le culture e in tutte le religioni del mondo. E forse è poco conosciuto in Occidente, nell'Occidente latino più che altro, perché adesso è diffuso soprattutto nell'ambiente anglosassone, ma noi lo conosciamo molto bene, anche se non lo chiamiamo regola d'oro. È quel principio che dice: fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te, o in modo negativo non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. È un principio che è presente già in Confucio nel 500, quindi avanti Cristo, e che poi è arrivata fin nel Mediterraneo, è presente nella letteratura latina e greca, e naturalmente, come sappiamo, è presente in Gesù, che dice che tutta la legge e i profeti è non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te, o fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te.